Domenica 15 marzo 2015 ci troviamo a Cividale del Friuli in occasione della 25esima marcia delle rondini. Il tempo è bellissimo, si prospetta una bellissima giornata, abbiamo già un'affluenza altissima di partecipanti, credo che si veda alle mie spalle. Siamo pronti a iniziare 3 bellissimi percorsi sulle colline e anche nel centro storico di Cividale del Friuli e dei dintorni, di 5 km, 10 km e 23 km. Ci vediamo quindi fra poco sul percorso e vi raccontiamo un po' come sta andando. Ecco, alle mie spalle abbiamo il famoso Ponte del Diavolo. Quest'anno iniziano le commemorazioni del primo conflitto mondiale e quindi è l'occasione giusta per ricordare che nell'ottobre del 17 il Ponte del Diavolo è stato fatto brillare, è stato guastato dalla ritirata delle truppe italiane provenienti da Caporetto e proprio per fermare l'avanzata del nemico, avanzata che non è stata comunque interrotta perché il nemico è riuscito poco più a valle, all'altezza di San Giorgio in Vado, a riuscire comunque a oltrepassare il Natisone. E comunque grazie poi all'intervento dei tedeschi che hanno recuperato dei disegni fatti da un ingegnere proprio cividalese, sono riusciti con maestranze locali a ricostruire il ponte in pochissimi mesi. Infatti nel maggio del 18 il ponte era di nuovo percorribile. Allora siamo sul percorso della Marcia delle Rondini, dove possiamo vedere alcuni degli scorci più caratteristici di Cividale del Friuli. Abbiamo la facciata del Duomo, che è la chiesa principale di Cividale, intitolata a Santa Maria Assunta, facciata gotica. Poi abbiamo la statua di Giulio Cesare che ci ricorda che appunto Cividale è stata fondata dai Romani nel 50 a.C. circa, all'inizio si chiamava Forum Iuli e da lì poi appunto il nome Friuli che viene dato a tutta la regione. Ecco, siamo adesso con un rappresentante della sicurezza sul percorso, il signor Giovanni Giol. Sentiamo un po' come sta andando, se funziona tutto quanto a meraviglia. Sì, dunque io faccio parte dell'Associazione Radioamatori Italiani della sezione di Udine che volontariamente come aiuto a questa come supporto a questa bellissima manifestazione facciamo il servizio di collegamenti radio per la sicurezza sul percorso. I collegamenti sono tranquilli, abbiamo 5 postazioni sul percorso che riferiscono che per adesso è tutto tranquillo e tutto si sta svolgendo nella maniera più regolare possibile. Perfetto, grazie mille. Adesso andiamo a sentire un po' le opinioni dei corridori.
E adesso sentiamo proprio in diretta da una partecipante come sta andando. Qui siamo al ristoro, lei sta mangiando una mela, ti chiami? Ciao, sono Sara. Ecco, Sara, era buona la mela? Sì, grazie. Perfetto. Complimenti per l'organizzazione e mi fa piacere vedere tutte queste persone a camminare in questa bella giornata primaverile. Ecco, infatti la giornata è perfetta. Tu quale percorso hai scelto? Quello più lungo. Quindi sei una strong, sei molto allenata? Oggi cammino però. Oggi cammini, sì. Però l'hai presa... Ho scelto quella più lunga. Hai scelto quella più lunga, ok. Sì. Adesso andiamo a prenderci un po' di tè, di Nutella, facciamo il pieno di zuccheri. D'accordo. E poi ripartiamo alla grande. Grazie. Ok. Allora, siamo nel Borgo Brossana, che è il cuore dell'antico insediamento dei Longobardi quando erano qui a Cividale. All'interno di questo borgo troviamo anche testimonianze di altri periodi, come ad esempio la porta romana, c'è la porta patriarcale, quindi ognuno che è arrivato, ogni dominatore che è arrivato a Cividale ha lasciato dei segni del proprio passaggio. Comunque dicevo, l'insediamento longobardo troviamo a testimonianza la Gastaldaga, che sarebbe la dimora del riferimento del re longobardo, qualcosa di unico nel nord Italia. Poi c'è il tempietto longobardo con i suoi preziosissimi stucchi, abbiamo il complesso di Santa Maria in Valle, con all'interno proprio la chiesa di San Giovanni in Valle, che è considerata la madre proprio la chiesa madre dei Longobardi. Proseguendo arriviamo verso la piazzetta di San Biagio, con la bellissima facciata proprio della chiesa dedicata a San Pietro e San Biagio, ristrutturata e rinnovata da poco, con i suoi particolari, dove ad esempio spicca il simbolo proprio del Borgo Brossana, che deriva dalla antica famiglia Formentini. Giunti alla conclusione anche di questa 25esima edizione della Marcia delle Rondini a Cividale. È andata tutto quanto perfettamente, una giornata bellissima, un'affluenza molto elevata, abbiamo superato le 2000 presenze e quindi ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Marcia delle Rondini. Allora adesso passiamo il testimone alla manifestazione della prossima settimana al signor Vanone. Buongiorno a tutti, domenica 22 ci sarà all'Aipacco di Tricesimo la Chiaminade di San Giuseppe. L'Aipacco di Tricesimo è la frazione più meridionale del comune di Tricesimo. Per arrivare si arriva dalla strada statale Pontebana, da Udine verso Tricesimo, e appena si arriva a Tricesimo si vedrà sulla sinistra l'indicazione per la Chiaminade. Questa si svolge nell'ambito della sagra di San Giuseppe, che è la sagra tradizionale del borgo. I percorsi sono di 7 km e di 14 km, che si snodano fra le colline moreniche e la valle del Cormore. Quindi ci sarà un alternarsi di paesaggi agricoli, ma ci saranno anche ville, borghi storici
Questo tutto nell'ambito del comune di Tricesimo.